Ragazzi, tutti il comandone veneziano, siamo a Monte Carlo, siamo sesti e noni, quindi buone qualifiche, però è chiaro che sì, strategie molto diverse e dopo vediamo in corso d'opera perché la Gran Premio di Monte Carlo è un po' un terno all'otto. Andiamo. Non è prevista pioggia per la gara odierna, perché è odierna la gara, ragazzi. È una splendida giornata di sole e Dai, i piloti... Sta per iniziare una delle gare più suggestive del mondo. dai ragazzi. Questo è il Gran Premio di Monaco. Il GP. Il GP di Monaco senza sorpassi, bellissimo. Abbiamo messo tanto carburante a Ocon, vediamo se abbiamo fatto la scelta giusta. Sorpasso e sorpasso. Speriamo in una gara piena di colpi di scena, ma non per noi. Ocon ha guadagnato 2 posizioni, ragazzi. It's incredible, Oco. Grande Oco. Adesso vediamo se è fattibile l'impresa. Cupi, cupi. Dopo il terzo posto, dai, comunque la squadra è un po'... si è un attimo, diciamo, ritirata su, perché veramente era una crisi nera. Cioè è chiaro che teoricamente però, Ocon c'ha... io devo fare un'altra gara. Eh sì, perché è chiaro che... ok. Perché chiaramente alle hard Ocon. Quindi devo lasciare passare Norris che c'ha le medium. Perché ha le medium Norris? Solo che sorpassare qua sarà un'impresa impossibile. Quindi sarà una gara, a mio parere, che senza ritiri o colpi di scena finirà così. Vediamo la strategia degli altri. Leck alle soft. Ce le Ferrari o le soft? Ocon è l'unico dei big, diciamo, che ha le hard. Vedremo. Possiamo anche velocizzare un attimo, tanto. DRS attivo, DRS enable, enable. Attenzione, cosa cazzo fa Norris? Ti prego, tieni la posizione Norris. Sorpasso atomico di Norris. Grande Lando. Spettacolare della McLaren. Grande Lando, è chiaro che è duro tenere Gigi Hamilton, perché lui si chiama Gigi Hamilton, ragazzi, lo sapete ormai. È da anni che ve la spiego questa cosa. Abbiamo bisogno dei colpi di scena, però. Batteria prosciugata, prosciu, prosciu. Ai ai ai. È tutto prosciugato. Tanto Norris è a caccia di Ferrari e Mercedes. Deve stare attento per Orlando. Però a Monaco vogliamo i colpi di scena a Monte Carlo, però. Attenzione, Norris scatenato, si ciuccia anche Russell. La McLaren sale e va avanti. Norris scatenato. Ma manca ancora una vita. Ocon più in difficoltà. Vediamo se riusciamo a spingere un po' e andarsene via con Lando. Scappa Lando, scappa. Ferrari lontana adesso, batteria prosciugata. Però Lando se n'è un po' andato e questo è importante. Ocon invece sta tenendo dietro Gasly e Bottas, ma non si avvicina a Gigi Hamilton. Il fastest è di Charles comunque, il fastest è di Charles. Vola Lando, vola. Yellow flag, yellow flag. Incidente. Yellow flag.
Zou, però... Cosa è successo? Ok, questa era l'Aston Martin. Oddio. Ah, va dritto proprio, va dritto, va dritto. E questo Niente è di grave, l'incidente. niente di grave, dai. Oh, i coglioni, niente di grave. Non c'è però safety car neanche di tiro, incredibile. Una Monte Carlo un po' curiosa. Ok, Norris è stabilmente quinto, speriamo bene. Ha un buon ritmo Norris. Ocon fa fatica invece. Norris continua a spingere, molto messo bene diciamo. Il problema è che non vediamo più le Ferrari. Siamo qua a 5 secondi da Sainz, male male male. Quindi la gara si è un po' standardizzata e stabilizzata adesso. Solamente equilibrata. Perderemo un po'. Ma adesso la gara va via regolare. Ocon è stato bene Bottas, ma non riesce a superare le Mercedes purtroppo. Gara iper tranquilla, Monte Carlo incidenti zero. Ma zio Ken, non sta succedendo niente di incredibile. Vediamo le gomme. Leclerc e Sainz sono messi malissimo, a mio parere hanno sbagliato completamente la strategia. Non avrei mai messo le soft all'inizio, sinceramente. Andiamo avanti, tra poco andranno ai box le Ferrari. iBox Sainz Junior, iBox Sainz Junior. E adesso Ocon deve fare un lavoro perfetto su Sainz, Dopo dovrà rallentarlo. Sainz è 2-2. E hanno messo ovviamente le hard. Strategia che non condivido, però cazzi della Ferrari, sinceramente. iBox anche Charles. iBox anche Charles. Vediamo Leclerc dove esce. Tanto cazzo, Sainz ha superato subito Ocon, non mi sono neanche accorto in un giro praticamente. Oh, la Ferrari sale di una Che posizione. bello. Non mi sono neanche accorto di sta cosa, averlo superato comunque. Cioè, vai. Non ho parole, ero impegnato a vedere Norris con Leclerc. Male male Ocon per il momento, deve essere un pilota che doveva darmi le stesse prestazioni circa di Norris e non è così per il momento. Adesso Lando è terzo. Ma è chiaro che deve ancora andare ai box. Ci vorrebbe qualcosa. Che però non arriva l'attenzione Leclerc, ormai è vicinissimo già, mamma mia. Mamma mia Norris. Penalizziamo la Ferrari, cazzo, se lo rallentiamo sto stronzo. Ci supererà subito, purtroppo. Purtroppo è vicinissimo. Devo tenere forse qualche giro in più. Stiamo avvantaggiando le Red Bull, ma non mi interessa. Io voglio tenere qualche giro in più. Perché la sosta è prevista tra il 49 e il 55. Ah, ok, no, 32-38 la mi sono cagato addosso. Vabbè, ci siamo allora.
Mamma mia che bagar. C'è il bagarotto, signori. C'è uno dei più classici bagarotti. Tanto le Red Bull se ne sono andate, purtroppo. Adesso vai ai box, la Red Bull. E comunque sono davanti per le Red Bull, insomma è vittoria sicura. Salvo incidenti. Io aspetterei ancora un attimo se possibile. No, no, dai, ok. Stay close. Opzioni box, andiamo. Vai. Non c'è più niente da difendere. I suggest we box this lap. Box this lap, box this lap. I'm happy to box at the end. Ok, vediamo. Adesso Ocon deve stare un attimo equilibrato. Andiamo un po' veloci. Bisogna far punti qua, ragazzi. Devono assolutamente migliorare. Norris decimo, vabbè. Ci sta. Devono ancora dare i box in molti. Ok. Vediamo chi manca davanti ai box. Beh, Hamilton è andato e Bottas anche in realtà. Non proprio una bella notizia. E abbiamo anche Russell dietro. Sarà dura tenere Russell dietro, eh. Ocon invece deve durare il più possibile. Lo so che è prosciugata, ma non rompere i maroni. Ocon, vabbè, si sta mantenendo abbastanza bene. Norris probabilmente non va nei box, gli altri ovviamente. Allora, la sosta per Ocon è passata tra il 44, cioè scusatemi, tra il 49esimo e il 55esimo. Poi però qua c'è, devo fargli fare qualche giro in più. Okay, keep looking after the tyre. Copy that. Sarà durissima per Ocon. Pack available if you Sarà need to defend. veramente dura per Ocon. Copy. Purtroppo non ci sono i colpi di scena, questo è veramente brutto. Qua sta veramente soffrendo con, ovviamente. Noi vogliamo il colpo di scena. Hamilton supera ovviamente Ocon. Tutto regolare. La Mercedes ha sorpassato. Ok, siamo entrati nella finestra. Ocon è superato anche da Valtteri. Dobbiamo stare ancora fuori, quindi sarà durissima, raga. L'Alfa Romeo guadagna una posizione. Sarà un'impresa disperata per Ocon dopo, dovrà fare dei giri a bomba. Ci dobbiamo tenere le gomme il più possibile. Stammi ancora un po'. Tanto Norris a 7 secondi, Ocon perderà molto, dopo dovrà fare un recupero in pista che vedo difficile. Tanto Norris si fa superare da Russell, non ci siamo proprio. Conquistata dalla Mercedes. Ok, può andare ai box.
Comunque sono al 90. Box Boh. this lap, box this lap. Rischio importante per Ocon. Yeah, happy to box. Che è 15esimo. Boh, non capisco Ok, sinceramente. Remember the pit lane speed limiter. Pit lane speed limiter. Vediamo se sarà in grado di tenere. Copy. Okay, use deploy. Copy. Norris è settimo. Vediamo Ocon se recupera qualcosa, però... Sembra proprio che l'Alfa Romeo Male, male, di male. una Rispetto a come posizione. siamo partiti, male. Cioè, neanche, però, Ocon che non superi con le soft è ridicolo, però, eh. Dai, cazzo. Sorpasso spettacolare della McLaren. Il 14esimo. Dio, 13esimo. Norris malissimo. Norris decimo, ragazzi. Norris decimo. Dai. L'Alfa Tauri passa avanti. Superati da tutti. Gara molto negativa. Partita belle qualifiche, non capisco. Bel assetto, non comprendo sinceramente i problemi. Non capisco sto crollo così. Seconda parte disastrosa, mi gira proprio i coglioni sinceramente. Perché non è ammissibile. Look up Va a if you- cagare, va, tio. Copy. Allora, perde anche il punto Norris, sì sì, incredibile, cioè, boh, Una posizione guadagnata per l'Alfa Tauri. incredibile. Perdiamo anche il punto. Riusciamo a perdere anche il punto. Che bello. Disastroso ragazzi, disastroso weekend. Max Verstappen taglia il traguardo e sale Non riusciamo ad andare a punti sempre a Monte Carlo. Non chiedetemi il perché. Non chiedetemi il perché, ma boh. Strategia normalissima. La macchina c'è, tutti i parametri, le robe ci sono. Siamo sesti. Già molti iniziano dall'Alfa Romeo. Qua rischiamo veramente di fare il licenziamento. Un punto per Ocon. Ma sono molto deluso, molto, molto, molto. Telaio, progetto completato. Noi progettiamo, ma non comunque. Prossima gara tra 11 giorni. Eh sì, devo spendere di più, devo averli subito. Niente. Auto. Progetto. Pance laterali. Sugli RS siamo qua, siamo messi male. Lettone posteriore. Ah, abbiamo un cazzo, non abbiamo. Aspettiamo tanto. Cambia poco purtroppo, la stazione non è bella. Boh. E non miglioriamo un po'. Sala del consiglio, ok. Giù di morale. Mamma mia, quanto rompi il cazzo. Ocon non è contento, bene. Qua non ci sono i soldi purtroppo. Situazione simulatore di gara.
Vediamo un attimo. Gara prevista non pioggia in Azerbaijan. Ma sviluppo componenti? No. Ah, addirittura peggioriamo. Che cazzo di componenti facciamo? Io non so. No, beh, dai, no, dodicesimi, decimi, no, miglioriamo di molto, ma sempre, boh, di poco però. Dopo da metà classifica siamo, non capisco sinceramente. Sto facendo un culo così per cercare di avere una macchina valida, ma niente da fare. Vabbè ragazzi, andiamo per la gara d'Azerbaijan, ce ne spariamo 2 perché sono stati i coglioni. Vai raga, andiamo con la seconda gara, vediamo di fare qualcosa, di svegliarci un attimo, perché veramente qualifiche ottavi e noni, quindi bene. Fiducia negli assetti bestiali, quindi come sto trovando la quadra anche nelle prove. Non capisco in gara che cazzo sta succedendo quest'anno, andiamo peggio dell'anno scorso ragazzi, peggio dell'anno scorso. L'attesa è finita, inizia il Dai, raga. Gran Premio dell'Azerbaijan. Sveglia Beppe. Si spengono le luci e via. Partiamo subito a bomba e me ne fotto. Monte Carlo, gara orrenda, poi brutta, neanche, cioè nel senso una gara dovrebbe esserci la safety car ogni 3 minuti, non c'è mai. Tutto molto curioso. Adesso ci ostacoliamo tra di noi come al solito. E vediamo cosa combiniamo. Qualcuno è partito addirittura con le soft. Potrei diversificare le strategie. Adesso vediamo. Perché ho visto che quando faccio una sosta va sempre male purtroppo. Guarda come si ammazzano tra di loro i deficienti. Quest'anno le Red Bull stanno volando rispetto alle Ferrari, quindi sembra un cambio dopo la vittoria di Leclerc dell'anno scorso. Dai Lando però, dai Lando. C'è bisogno di un Lando aggressivo, bravo Lando, bravo Lando. Facciamo velocizzare un attimo, fastest. Subito, yellow flag. Penso ci sia un incidente. Vettel. Ecco il replay. Diamo uno sguardo di nuovo. Vediamo cosa combina Seb. Brutto. Brutto cazzo. Neanche qua safety car. Niente. E neanche ritiro. Norris comunque è sesto, questo è positivo. Ok, stiamo sull'aggressivo. Okay, keep looking after the time. Boh. Copy that. Vediamo se riusciamo a far bene. DRS enabled, DRS. Sorpasso spettacolare della McLaren. Sesti e settimi. Batteria prosciugata. Perfetto. Adesso vediamo come riusciamo a gestire la gara. Siamo tutti abbastanza vicini per il momento. Questo è importante, se riusciamo a tenere sicuramente è meglio. Press overtake. Confirm. Vai Lando, provaci. Possiamo risparmiare un po' con adesso.
Sì, ma ha poco senso. Dobbiamo tirare, ragazzi. Use the Io pace andrei wall. sulle due soste, Ok. sinceramente. Mamma mia. Mamma mia. L'ho visto male la Norris, eh. L'ho visto molto male. Tanto con addirittura quinto, bravo Ock. La McLaren sale e va avanti. Norris settimo, un po' più in difficoltà. Vediamo le gomme, siamo a 69, 70, cioè è chiaro che le Ferrari sono messe meglio. Cioè sì, stanno usurando meno, cioè loro vanno più forte e lo usano le gomme molto meno. Bravi loro. Bravi loro. Chiaramente Hamilton ha addirittura le soft, quindi è chiaro che ci può risuperare tranquillamente. La Mercedes ha sorpassato. Mi fa piacere. Ok, Norris torna davanti. Adesso io provo con... 100 Provo ad andarmene con 100% Lando. pace. Cool. Vediamo se Lando mi fa il miracolo. Vediamo cos'è successo. Cos'è sul red flag? Abbiamo uno Di sguardo colpo. nuovo. È coinvolto Sebastian Vettel. Porca Perde il miseria. controllo e va a sbattere. Ma di colpo proprio. Eppure oggi la squadra puntava in alto. Non ci credo. Subito red flag. Ok. Siamo quinti e settimi. Cioè, a questo punto è chiaro che la sosta gratis me la pappo. Allora con li mettiamo questi. Io farei ancora media, la rischiamo di brutto. Mamma mia, bandiera rossa così, di colpo. Manca poco E alla si riprende, ripartenza. ragazzi. La corsa continua. Si Vai. spengono le luci e via. Certo, quando ci sono gare così, per noi è positivo. Let's try and push up. Speriamo sia veramente così. Vettel ci saluta. Overtake. Copy. Vettel, gara orrenda, veramente. Dopo due incidenti, di cui uno letale, diciamo, si è ritirato. Insomma, ci teniamo le soft per la fine. Di solito quando ci sono gare pazze, l'occasione è importante per noi. Good job. Non cominciare a fare i punti, però è perché le Alfa Romeo sono in fuga. Il nostro obiettivo per il momento rimane al quarto posto. Non abbiamo possibilità di fare altro finché la macchina non trova una quadra importante. Adesso non possiamo neanche svilupparle tanto, purtroppo. Che ci mancano le ore, vai qua intanto Norris su Charles Leclerc. Ci sta provando alla grande Norris, bravo Lando. Ci sta provando Lando e lo supera, bravo Lando. Sorpasso spettacolare della McLaren. Lando si ritrova terzo adesso. E che ogni tanto la McLaren vola. Nice job. Io con quinto, Just keep bene. taking care. You're doing a good job. Mamma mia, Lando ragazzi sta volando. Siamo così, siamo una macchina così, che ha delle gare incredibili, gare di merda. Safety car. Safety car.
Chi è coinvolto nell'incidente? Diamo un'occhiata. Vediamo cosa è al successo, replay. mamma mia. Rivediamo Qua si la passa da chiusura gare dell'auto di Alonso. monotone a gare disastrose. Orrendo, orrendo Qui sto si vede incidente. chiaramente il contatto. Ha causato un sacco di danni. Mamma mia. Safety car deployed. Safety car, recharge button on. Adesso non ha senso andare ancora ai box. Magnus riesce a non ritirarsi. Ok, mamma mia che gara. Qua terzi e quinti siamo. E tutti girano con le hard, signori. Ai ai ai, quindi forse no. Norris comunque un'altra sosta dovrà farla per forza. And save fuel from now. E non posso di certo andare adesso perché... ormai devo rimanere in pista e vedere cosa riesco a combinare. Secondo me non finiscono la gara con le hard. Vabbè, siamo in regime, ragazzi. Siamo in regime di safety car. Eccola qua, la nostra Aston Martin. Adesso è chiaro, ciò che è veramente l'unico, anche perché Norris nelle sue soste a 2 quindi non ha fatto neanche lo switch e dovrò fare comunque un'altra sosta per forza. È stato un rischio, speriamo di non pagarla. Adesso Magnussen deve accodarsi anche lui. Ok, siamo tutti, il plotone adesso è unito. Safety car in this lap. Safety car will be in this lap. Copy. Copi. Vai. Adesso vediamo, per me comunque non riusciranno a tenere una sosta, mancano ancora tanti giri, vediamo. Certo Norris adesso deve tirare e sperare di andare in fuga, questa è l'unica speranza che ho. Dai che andiamo. Queste sono le gare che vogliamo, sono le gare che amiamo. And one final reminder, no E si riparte, overtaking ragazzi. before the line. Confirm. Max. Bel porco Max. Mamma mia, adesso veramente sarà una bagarre paurosa, speriamo bene. Sarà un bagarotto incredibile. Dai Lando, se mi fammi il miracolo Lando. Quanto ho bisogno di punti. Terzi e quarti sarebbe l'ideale. It's looking good. La McLaren sale e va avanti. Chiaro che manca ancora tanto, mancano tantissimi giri, raga. Vediamo se Lando mi fa il miracolo di superare intanto Carlos Sainz Junior. Abbiamo la mescola migliore, dai. Provaci Lando. Non è facile purtroppo perché comunque Ferrari e Red Bull sono superiori come a noi, e di parecchio anche. Andiamo un po' veloci. Dentro intanto Norris si ciuccia finalmente. Sorpasso spettacolare Se della lo ciuccia bene, se lo ciuccia, bravo. Secondo le sue a caccia di Max Verstappen. Oggi la McLaren sembra volare, è stranissima sta cosa, ragazzi. DRS attivo. DRS is enabled. Fastest di Lando. Ok, Norris è primo.
Adesso cerca di volare Lando. Dobbiamo fare un bel distacco se vogliamo avere una chance poi. Tra l'altro le gomme molto meno usurate ed purtroppo devo tirare di più se voglio fare risultati. Abbiamo capito che allo stesso ritmo degli altri facciamo cagare. Questa purtroppo è la sentenza. Che Verstappen vola purtroppo. Oh, la Ferrari sale di una posizione. Verstappen non molla. Adesso dobbiamo abbassare un po' il ritmo. Perché se no non ce la facciamo, cioè adesso dobbiamo fare 3 soste. Ok, vediamo adesso con un ritmo diciamo normale come andiamo. Max è più veloce comunque, Max è più veloce. Su questo non c'è dubbio. Qualche giro così devo farlo adesso perché sennò ciao. Però Lando è là, dà fastidio, va bene. Questo è l'importante. Lando dovrà chiudere ovviamente con le hard. Finché non perdiamo troppo va bene. Norris ritorna addirittura primo. La Red Bull è avanti. Qualche giro così devo farlo. Adesso Ocon ha sbagliato Ocon? Non ci credo. Ma in 2 giri. Quanto ha perso Ocon? Addirittura settimo. Ai ai ai. Use deploy. Copy. Stiamo su Lando che è secondo. Quell'Lando può fare errori, può fare quello che vuoi, ma di un'altra categoria rispetto anche a Ocon purtroppo. Solo che tra poco Lando dovrà andare ai box, questo è il vero problema. Ha ancora safety car incredibile. E adesso Lando deve andare ai box. C'è stato un incidente, Sì. una sola auto coinvolta. Ah, Sainz fuori, Sainz Junior. Adesso vediamo con... Just drive on that delta. Yeah, confirm. A sto punto però... Il problema è che non ho più gomme intermedie. Quello è. Devo andare di media. Però farlo fare la sosta gratis se possibile, ragazzi. Fatemela fare. Mamma mia che gara. Gara incredibile. Su doppia sosta. Ok. Norris sesto, Ocon 11esimo. Ok. Ok, siamo andati solo noi, siamo andati. Speriamo bene. Ocon avrà addirittura le medie. Andiamo veloci. Terzo di tiro comunque bene, anche Sainz davanti a noi, perfetto. So the safety car is in this lap. The safety car is in this lap. Confirm. Ok. Go, Kate. Push. Copy. Vai ragazzi. Just a reminder how late the line is. No overtaking till the line. Norris comunque si è fatto la sosta gratis, questo è importante. Stiamo con le gomme così per il momento. Yeah, fine. Si riparte, vai.
La McLaren sale e va avanti. Va bene che sia prosciugata, non mi interessa. Sorpasso spettacolare della McLaren. Bisogna capire se andranno nei box gli altri. DRS enabled. Non è così scontato, eh. Io aspetto a tirare ovviamente, mancano ancora 20 giri. Ocon ovviamente supera Norris, se ci sta, la mescola è migliore. Non datevi fastidio però. Con Ocon non mi fido di tirare adesso. È ancora presto. Però tra poco comincio, io ve lo dico. Ocon è terzo intanto, eh. È il giro anche veloce di Ocon. Good lap. Mamma mia. E Ocon è soppompa perché ha la mescola migliore e dobbiamo non usurarla. Per piacere Ocon, ti prego. E tra poco tiro anche con Lando. Ci siamo. Doing a good job so far. Quando ci sono le gare pazze, so cazzi per voi. Ok, adesso Ocon. Andiamo su potenza però. Use the overtake button. Copy. Si vede la differenza però adesso è di gomma. si vede. Perfetto, anche Norris. Molto bene. Fastest di Norris, mamma mia. Adesso siamo a caccia di Verstappen e Leclerc che hanno comunque le gomme. In realtà hanno ancora le gomme messe bene. Sarà Norris che tra poco lo faccio andare a bomba. Norris c'è, ragazzi. Norris è già terzi e quarti. Vai Lando, provaci. Let's have 100% pace. 100% pace. Confirm. Vai Lando, Lando è secondo. Lando è primo. Lando è primo. Lando è primo con quarto. Cioè, quando devo stare attento con il discorso. Con il discorso gomme, ovviamente, perché comunque lui ha le medie. Use overtake. Copy. E adesso vediamo chi ci combina Lando Norris. 76. Leclerc 50. Ragazzi, hanno le gomme finite però loro, Leclerc comunque ci supera. Adesso ce ne stiamo andando però, La McLaren sale e va avanti. Ocon sempre quarto. Ma con Ocon non posso spingermi con le gomme, purtroppo. Se ne sta andando Norris, ti prego, non far cappelle Norris. Primi e secondi. Primi e secondi. Adesso possiamo mangiarcela solo noi. Attenzione però, Verstappen supera Ocon. La Red Bull passa. Io Ocon riperde posizioni. Sorpasso spettacolare della McLaren. Torniamo primi e secondi. Ocon torna dietro. Attenzione, ancora yellow flag veloce però. Yellow flag veloce. Ti prego Lando. Vabbè, Tsunoda.
La Ferrari è riuscita a guadagnare una posizione. Ocon fa fatica. Ma mi interessa Lando, sinceramente. Ma sì, avranno finito anche le gomme, però, sti stronzi. 44-42, siamo là. Siamo là, ragazzi. Ancora yellow flag veloce. C'è stato un bloccaggio qui. Sta succedendo. Attenzione, Ocon difficoltà, ancora yellow flag. E Ocon perde posizione. Ocon. Hamilton, Gigi, fuori. Gigi, problemi per Gigi. Vediamo un po'. Rivediamola. Lewis Hamilton rimane coinvolto. Mamma mia, che gara, ragazzi. Ocon perde addirittura il podio. Questa non me l'aspettavo. E qua per gli ultimi giri spingo, tutto a cannone. Dai, provaci. Provaci, Ocon. This is the last lap. Ocon però è veramente indietro adesso, Le gomme hanno ceduto e ci sta. Copy. Peccato, ho detto io sul podio li vorrei, però. Vabbè. Non chiediamo troppo. Andiamo a prenderci la vittoria con Lando Norris. Questa è veramente una vittoria fondamentale, mandando dopo veramente gare difficili. Forse anche il fastest. Oh yes. That is the checkered flag, so we are boxes lap. No, non ce la fa Ocon, non ce la fa. Good one for the team. Well done, everyone. Vabbè, quarto, dai. Meglio di niente. Excellent job. Finalmente, cazzo. That's the checkered flag. 3 ritiri, gara pazza. Grande soddisfazione qua. Lando Norris può sentirsi orgoglioso. Prestazione impeccabile. Grande Lando. Prima gioia per Lando di questa stagione. Anche se sia stato un podio comunque. Ok, primi e quarti. Lando vola. E nella costruttori siamo avvicinati moltissimo adesso all'Alfa Romeo. Si gode. Ok. Si prende anche un punto. Ciao. Molto, molto bene. Raga, io chiudo qua perché sono un video troppo lungo. Un saluto dal comandante veneziano. Ma siamo tornati. Ciao!